È il sabato dei verdetti, è il sabato che chiude la regular season di Serie A. Buon pomeriggio dal Palasport di Fasano, da Davide Menolascina. Si gioca Capurso, Mantova, la salvezza passa da qui. Squadre appena entrate sul parquet del nuovo Palasport in località Vigna Marina. Trasloca qui per l'ultima giornata il Capurso per l'indisponibilità del Palapinto di Mola di Bari. È una partita importantissima per il futuro di queste due squadre, per i verdetti della Serie A in generale. Andremo ad approfondire durante la telecronaca tutte le varie combinazioni e tutti quelli che possono essere gli esiti del finale di stagione più incerto degli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda la lotta salvezza. 5 squadre impegnate a distanza per provare a salvarsi o quantomeno evitare la retrocessione diretta. Sorteggio in corso tra i capitani. Noi andiamo a vedere invece quelle che sono le formazioni in campo. Partiamo dal Global World Capurso, una scelta dell'ultimo minuto per Chiaffarato, che manda in tribuna Nicola Primavera e sceglie Ike nei 12 a sua disposizione, con lui anche Micoli, Leggero Pires, Garofalo, Dammacco Perri, Lamas, Gianattasio Grandinetti, Pedrigno e Lisco. Testa Mantova invece guidato da Pino Minella, che si schiera con Tondi, Leleco, Achilli, Donadoni, Misael, Mascherona, Moabs, Ceccatto, Taurisano, Caiche, Cabeza e Deidda. Buona risposta di pubblico, circa 500 persone in tribuna, sulla tribuna di fronte a noi in questo pomeriggio. A dirigere il match ci sono Chiara Perona dalla sezione di Biella, Angelo Bottini della sezione di Roma 1, il cronometrista invece Paolo De Lorenzo di Brindisi. Il Capurso può ancora salvarsi direttamente, è molto semplice la combinazione in questo momento. Capurso deve battere il Mantova e sperare che l'Active non faccia lo stesso contro il Napoli. Altra sfida in programma insieme a tutte le altre al Palasport di Fano Romano, in questo caso tutte le altre con calcio d'inizio tra poco alle ore 18. Il Mantova invece ha bisogno di una vittoria per poter scongiurare la retrocessione diretta e giocarsi poi le proprie chance ai play-out. Quasi tutto pronto, sarà osservato un minuto di silenzio in memoria di Alex Zanardi prima dell'inizio della partita, scomparso nella serata di ieri. Un esempio, un atleta fantastico, un esempio davvero per tante generazioni, non sono frasi fatte. Scomparso all'età di 59 anni, tutto lo sport italiano lo ricorda in questo weekend. Già pronte le squadre, gli arbitri per il minuto di raccoglimento. Si sta in realtà sistemando ancora una porta alla sinistra della nostra postazione, sistemata adesso. C'era un buco nella porta che sarà difesa da Micoli nei primi 20 minuti e quindi minuto di raccoglimento per Alex Zanardi. L'applauso delle squadre in campo e del pubblico e adesso si può cominciare. E gioca tantissimo, vale tantissimo questa partita
Micoli, Perri, Grandinetti, Lamas e Pires per il quintetto del Global Work Capurso. Mentre sarà il Mantova a dare il via alla partita, Leleco sul punto di battuta. C'è un'intesa tra i tre arbitri. Si parte, inizia l'ultima giornata. Primo possesso dunque per il Mantova. Subito pallone allontanato. C'è anche un gruppo di tifosi ospiti che hanno deciso di seguire la squadra in trasferta. Subito un fallo di Misael su Perri. Dopo 12 secondi arriva il primo fallo. Tondi, Leleco, Achilli, Mascherona tra Leleco e Misael nel quintetto del Mantova. Prima infrazione commessa dalla squadra di Milella. Riparte il Capurso. Detto di ciò che serve al Capurso per salvarsi, con un pareggio invece ci sarebbe la certezza per la squadra di Chiaffarato di disputare i play-out. Mentre in caso, attenzione intanto a Pires che sfonda a sinistra. Pires entra in area, la messa di rimorchio, arriva! Subito il vantaggio dopo 30 secondi. Segna Nicolas Lamas e 1-0 Capurso. Partenza perfetta per i padroni di casa. Andiamo subito a rivedere, grande azione di Pires, altruista, poi a memoria da Lamas, allarga le braccia a Minella. 31 secondi, Capurso 1, Mantova 0. Vediamo la reazione del Mantova con Achilli che non riesce però a ricevere il pallone. Grandinetti. Perri. Verso Pires. Perri. Scarica verso Lamas. Ancora Pires. Perri. Micoli al rinvio profondo, Pires di testa, Tondi blocca il pallone, vuole ripartire subito dall'altra parte, Leleco cerca il controllo orientato, poi Micoli prova a partire, ancora Peppe Micoli, grande scarico per Lamas. Lamas calcia col sinistro, la mette sul fondo. Ha provato subito una delle sue sgroppate Micoli. Allora ancora Mantova con Leleco. Achilli. Leleco. Intervento di Grandinetti, la palla rimane in campo ma diventa irraggiungibile. Allora ci va Tondi che serve poi Mascherona. Achilli. Mascherona. Leleco. Prova a passare, Grandinetti lo sfida, spalla contro spalla, tocca il pallone, rimessa laterale ancora per la formazione di Milella quando siamo quasi al termine dei 2 minuti, dei primi 2 minuti. Mascherona, anticipo netto di Perri, può partire il contropiede, ancora Perri, buona la palla per Lamas, ottimo intervento difensivo, poi ancora Perri a caccia del pallone. Achilli vince il duello con Pires. Leleco può anche calciare, sceglie l'appoggio per Achilli, chiuso ancora da Nicolas Lamas, rimessa laterale nuovamente per il Mantova. Equivale a un corner questo fallo laterale. Leleco. Achilli. Mascherona. Ancora per Leleco. Scarico sulla sinistra. Achilli. Cerca un varco. Prova ad accentrarsi ancora. Achilli. Vince 2 rimpalli. Poi appoggia per Mascherona. Finisce per terra. Non c'è fischio. Perri gli chiede di rialzarsi. E lo stesso fa poi Perona. Milella invece si lamenta dalla panchina per il mancato fischio. Riparte il Capurso, ancora in contropiede, potenziale situazione promettente. Grandinetti sulla sinistra, cerca l'interno dell'area di rigore e poi Pires fermato da Leleco al momento del tiro, palla direttamente in tribuna. Fallo laterale Capurso.
Pires per Perry. Pires ancora verso Juan Perry. Lamas prova il controllo orientato, viene fermato da Donadoni che usa tutte le maniere possibili, non c'è fallo nemmeno in questo caso, riparte ancora il Capurso. Grandinetti sbaglia il controllo, cerca poi di andare da Pires, buona occasione, palla ancora per Pires che calcia in qualche modo, non inquadra la porta. Iniziata in maniera molto frenetica anche la partita. Caike intanto. Ancora nessun cambio per Chiaffarato, mentre Milella inizia già ad attingere alla panchina. Fallo di Perry su Mascherona, stavolta pochi dubbi. È il primo fallo commesso dal Capurso, che guadagna adesso il possesso del pallone con la palla che termina fuori. C'è bisogno però di un pallone in più. Perry, Pires, ancora Perry in avanti per Grandinetti, protegge il pallone dall'attacco di Caike, poi Perry alza la sfera a cercare la corsa di Pires, controllo col petto, si allarga, c'è Lamas dentro, Pires chiuso, rimessa laterale. Lamas sul punto di battuta, l'alza a cercare il destro di Perry, poi Lamas non riesce a correggere verso la porta. Situazione simile nell'ultima sfida a Eboli con Perry fermato sulla linea da Matteus a 2 secondi dalla fine, partita pareggiata 4-4 dal Capurso. Analizzando le ultime 2 giornate, ha fatto sicuramente meglio il Mantova, 6 punti che l'hanno rimessa in corsa, mentre il Capurso ne ha fatti 2, pareggio citato con l'Eboli e pari poi in precedenza contro il Cosenza. Intanto Pires ruba la palla, ancora Pires non riesce a scaricare, perde anche il rimpallo. Rimessa Mantova, siamo entrati nel 5° minuto del primo tempo, 1-0 Lamas dopo 30 secondi. Donadoni va da Cabeza, Perry in pressione, Cabeza lo salta, Cabeza calcia fuori con tocco di Micoli. Cabeza la battuta del corner, va a cercare Caike, botta col sinistro, addosso a Grandinetti, torna indietro da Fabio Tondi. Donadoni va da Cabeza, controlla il pallone, prova a girarsi, ci riesce, Cabeza verso il secondo palo, incredibilmente Caike non la devia. Giocatori del Mantova che chiedono il fallo laterale, invece Bottini e Perona assegnano il fallo laterale al Capurso. Perry sulla palla, si allarga Micoli, servito. Lancio in avanti verso Pires, Tondi esce con i pugni, con coraggio. Toglie la palla dalla testa del capocannoniere della Serie A. 25 gol per Pires, salito a quota 24. Lamas invece Perry. Grandinetti. Finisce per terra, non c'è fallo, rimane comunque in possesso. Scarica poi verso Perry. Ancora Perry che avanza, prende campo, scarica da Grandinetti. Cerca di proteggerla. Tocca il pallone, c'è Catto, c'è rimessa laterale per il Capurso davanti alla panchina del Mantova. Pedrigno. Si muove Pires, lo va a cercare, sinistro di Pires, ma a gioco fermo, superati i 4 secondi.
e quindi rimessa già battuta dal Mantova. Ceccato va verso Caiche sulla corsia di destra, 1 contro 1 con Pires. Donadoni, Caiche, Ceccato, Donadoni, Pedrinho cerca di portarsela avanti, trova la deviazione dell'avversario, rimessa laterale ancora Grandinetti, poi va da Leggero, primo pallone del suo match. Pedrinho, Leggero, Pires, sguscia via, fallo ma si prosegue per il vantaggio. Pedrinho vuole un varco per calciare, ancora Pedrinho fermato da Caiche, non arriva il secondo fallo e per terra Pires. Ci sarà adesso sicuramente il cumulativo. Chiedono anche il giallo dalla panchina del Capurso. Pires rimane molto dolorante per terra, non viene estratto il giallo. Pires ha bisogno di assistenza il giocatore argentino. Intanto arriva il vantaggio del Napoli. Napoli in vantaggio 1-0 sull'Active grazie al gol di Bolo. Ovviamente siamo ancora all'inizio di tutte le sfide, quindi non, soprattutto con un gol di distanza tra le due squadre, impossibile esprimersi adesso. Proveremo ovviamente ad aggiornarvi costantemente per darvi il quadro completo. Grande sforzo da parte della divisione calcio a 5 questo sabato per raccontarvi tutte le gare e ovviamente siamo collegati con gli altri campi. Attenzione a Ceccato che intanto mette una buona palla ma Cabeza attaccava la porta. Dicevo, siamo collegati ovviamente con gli altri campi per avere delle indicazioni in tempo reale. Seguiamo intanto Micoli quando sta per terminare il 6° minuto. Giannattasio in area di rigore, Cabeza gli taglia la strada e guadagna rimessa dal fondo. Tondi alla battuta, Donadoni, nuovamente Donadoni, Cabeza, Moabs, nuovamente Donadoni, Grandinetti ruba il pallone, si appoggia a Leggero, Grandinetti, Giannattasio perde il rimpallo, Cabeza calcia, palla sul fondo, appena a mezzo centimetro, prova a calciare, lancia in avanti nel frattempo, Ceccato con il petto, allontana la sfera, Leggero lo vuole far scorrere verso Micoli che arriva a prendersi la palla. Lancio ancora di Micoli verso Lamas che stavolta non aggancia il pallone e dunque il pallone sfila sul fondo. Ci sarà Fabio Tondi a batterlo. Tondi grande protagonista soprattutto con un intervento a circa 2 minuti dalla fine nel 4-3 sul Sala Consilina. Super parata. Moabs intanto col sinistro! Eccolo qui Moabs, fa 1-1. Il Mantova pareggia tutto, 7 minuti, nuovamente tutto in equilibrio. Palla scaricata, poi da posizione defilatissima è riuscito a trovare la porta. 6:52. E quindi tutto nuovamente da rifare. Leggero. Lamas. Leggero torna da Lamas, poi Giannattasio. Ancora Lamas. Pedrinho. Guadagna lentamente metri, fermato dalla scivolata di Ceccato, rimessa laterale, zona offensiva per il Capurso. Intanto arriva la richiesta di time out da parte di Milella e quindi
Gioco che si ferma dopo 6 minuti e 23. E abbiamo il 3-0 del Napoli. Napoli avanti 3-0 a Viterbo. E questo è un primo dato, perché è vero che siamo nel primo tempo, però il Napoli ha messo subito la freccia a Fiano Romano e quindi può essere sicuramente uno stimolo in più per il Capurso qualora dovesse arrivare in campo la notizia, perché in questo momento il Capurso con una vittoria sarebbe salvo, sfruttando lo stop dell'Active. Si torna in campo per il time out, dopo il time out chiamato da Milella. Moabs prova a scappare sulla sinistra, ancora Moabs, imprendibile, calcio ancora, palla alta. Questo giocatore quando accelera diventa difficile da fermare, soprattutto quando ha tanto campo davanti. Pedrigno. Lamas. Leggero, nuovamente Lamas. Leggero. C'è tocco di Taurisano, quindi rimessa laterale ancora per il Capurso che deve arretrare di qualche metro. Lamas alla battuta. Cambia campo e va da Dario Giannattasio. Leggero. Pedrigno prova ad andarsene sulla corsia di sinistra, doppia marcatura ai suoi danni, poi Tondi deve allontanare. Contatto con Giannattasio, ci pensa un attimo Perone, poi fischia fallo. Infrazione numero 2. Bisogna correggere però il punto di battuta. Pareggiato anche il conteggio dei falli come riportato in grafica. Moabs. Per impressione su Taurisano, rischia, ma poi prontamente non affonda il colpo. Mascherona la gira, ancora Mascherona, Capurso che adesso alza la linea di pressione. Tondi spazza via il pallone direttamente nello specchio della porta di Micoli che blocca comodamente. C'è Pedrigno a sinistra che può ricevere. Lamas tocca il pallone Mascherona, rimessa laterale ancora per il Capurso. Lamas, un'occhiata a Pires, cerca il taglio, Moabs ha capito tutto, poi rischia di perdere il pallone a beneficio di Pedrigno. L'ultimo tocco è stato di Pedrigno. Questa è la decisione da parte di Bottini, che poi vuole parlare con Pedrigno per, credo, la protesta precedente. Si riparte, fallo laterale battuto. Achilli. Mascherona per Moabs, chiede l'1-2, la palla diventa buona per Taurisano che ha un po' di metri per andare, prova a saltare Perry che però si toglie praticamente dalla traiettoria. Amico ha già rimesso il pallone in gioco. Pires, Perry, Pedrigno, Mascherona a contrasto Pires, 3 contro 3, palla ancora verso Pires, Mascherona rientra sulla sfera, Pedrigno sul pallone, poi Perry, buono il pallone per Lamas sulla sinistra con l'esterno, Pires ancora da Lamas che torna da Pires, in porta col pallone, il Capurso è nuovamente in vantaggio. Lamas stavolta restituisce il favore a Gonza Pires, esultano proprio loro due. 10 minuti, Capurso 2, Mantova 1. Generosissimo Lamas che a 3 metri dalla porta praticamente aveva l'opportunità di calciare, invece ha scelto di darla a Pires per appoggiarla comodamente verso la porta. Moabs la mette dentro, Perry allontana, subito la risposta anche da parte del Mantova.
Achilli. Mascherona in avanti da Achilli, mette dentro Perry, ancora bravo ad anticipare Taurisano, concede però calcio d'angolo. Palla a cercare Moabz, sempre sulla corsia di sinistra, stavolta Grandinetti lo porta verso l'esterno, Moabz non riesce a salvare il possesso perché la palla varca leggermente la linea e poi arriva il cambio con Misael. Perry verso Pires, ancora Perry, alza il pallone per Grandinetti, prova a pizzicarla di testa, tra le mani però di Fabio Tondi, può gestire nuovamente il pallone il Savia Testa Mantova. Scarico per Achilli, troppo arretrato da parte di Misael, applaude comunque dalla panchina Milella. Siamo entrati nella seconda metà del primo tempo. Taurisano, salta Lamas, ancora Taurisano, salta anche Perry, finisce per terra, non ci sono falli sui danni. Grandinetti in avanti verso Perry che prova a sua volta il numero su Mascherona, fermato da Misael, rimessa laterale. Perry per Lamas, dentro a cercare Pires, palla che non viene controllata. Intanto 1-1 tra L84 e Fortitudo Pomezia, risposta immediata della Fortitudo al vantaggio della L84. Achilli sulla sinistra, 1 contro 1 con Luca Leggero. Ancora Achilli, va sulla linea di fondo, non riesce però a tenerla in campo, rimessa dal fondo per Micoli. Partito Pires ancora, Micoli lo va a cercare, controlla con il petto, ancora Pires che rimane in gestione. Leggero, tocca Misael, Leggero allora si tiene il fallo laterale. Grandinetti indietro verso Micoli, lancio direttamente verso la porta, infatti Tondi deve prolungare il pallone in calcio d'angolo per non rischiare. 8:45 da giocare, angolo affidato a Leggero, pallone alzato per il sinistro al volo di Pires, deviazione di Leleco, fallo laterale. È una giocata che il Capurso prova molto spesso dalla destra per cercare il tiro di un mancino come Pires. Adesso scarico per Grandinetti che non riesce a controllare, poi mette il corpo davanti, il Mantova però controlla il pallone. Achilli va da Misael, salta netto Pires, Misael, bella palla per il tiro da parte di Mascherona parato da Micoli, e poi Lamas prova ad andare dall'altra parte, non si avvede dell'arrivo di Misael, poi scivolata di Pires, palla che diventa buona per Leleco, si lotta su ogni pallone, palla verso l'area di rigore, Pires allontana solo per un attimo, Leleco per Misael ancora, pizzica il pallone Leggero e poi scambia con Lamas e Leleco fa fallo su Leggero e arriva anche il giallo per il capitano del Mantova. Ecco, abbiamo visto l'esperienza di Leggero in queste situazioni. Prima ammonizione della partita per Leleco, fallo numero 3. Grandinetti, palla indietro verso Tondi, ancora Leleco per terra, l'azione però prosegue da questa parte. Mascherona, Achilli, palla rimane un attimo lì, Mascherona se la va a riprendere, poi Leleco, Misael cerca un varco, trova Nicolas Lamas a murare la conclusione.
Achilli, Leleco, Misael. Non riesce a scaricare, deve ricominciare da Leleco. Mantova che adesso sta prendendo un po' più in mano il pallino del gioco. Mascherona, Leleco, Achilli, Misael. Cerca un varco per andare a calciare, poi appoggia Leleco. Puntata verso la porta, distante dallo specchio. Mikol era in controllo, non c'è nessuno in profondità. Sceglie di andare da Lamas sulla sinistra. Gianattasio. Palla un po' lenta che arriva comunque a Perry. Lamas. Prova ad accelerare. Scarica per Gianattasio che non aggancia. Allora Leleco. Achilli. Torna in campo anche Donadoni. Subito servito. Mascherona. Misael esce grandinetti di forza. Mascherona prova a saltare Gianattasio. Il rimpallo però sfavorisce il giocatore del Capurso. C'è intanto Lamas per terra. Ha preso un colpo alla caviglia. Abbiamo Pomezia avanti Aleni nel frattempo 2-1. Altro risultato che va a intersecarsi tanto con discorsi salvezza. Donadoni intanto gioca ripartito. Lamas sembra in grado di riprendere a giocare. Donadoni per Leleco, ancora Donadoni, scarica verso Cabeza, pressato da Perry e Gianattasio, poi Ceccatto protegge la palla. Donadoni, contatto alle spalle di Gianattasio su Cabeza, rischia il giallo secondo me Dario Gianattasio. Arriva Leleco a protestare, arriva anche Tondi. Leleco chiedeva stesso trattamento rispetto alla situazione che l'ha coinvolto con il cartellino giallo. Terzo fallo del Capurso. Intanto a Fiano Romano, pardon, è 1-4 tra Active e Napoli. Tondi. Cabeza. Prova a saltare Perry. Primo tocco dell'idolo argentino. Rimessa laterale per il Mantova. Cabeza per Ceccatto e poi Caiche. Si va da Donadoni sulla sinistra. Perry ferma in qualche modo Cabeza, la palla rimane in campo. Grandinetti la spara in tribuna. Perona vuole parlare con Cabeza. Donadoni tocca per Caiche, botta verso la porta, tocca Cabeza e non Perry, quindi c'è rimessa laterale. C'è bisogno di un pallone e quindi arriva adesso da De Lorenzo. 5 minuti 50 secondi alla fine del primo tempo. Perry in profondità, cercare Pedrigno, palla troppo profonda. Ceccatto. Donadoni. Caiche. Donadoni. Ceccatto. Sposta il pallone. Palla che arriva direttamente però tra le mani di Giuseppe Micoli. Rinvio
profondo come al solito. Tondi non la riesce a tenere. Donadoni, arriva Pedrinho, tocca la palla, rimessa Mantova. Capurso che adesso arretra un po' la linea di pressione con Dammacco, vertice alto, praticamente la linea di metà campo, un paio di metri più avanti. C'è da gestire anche le energie, non siamo nemmeno a metà partita, è dispendiosissima anche per la temperatura. Lottano Grandinetti e Cabeza che quasi si allacciano. La rimessa è del Mantova. Perri ha detto a Perone, è sempre lui, riferendosi a Cabeza. Animitesi in campo. Donadoni a cercare proprio Cabeza, palla però irraggiungibile. Micoli con le mani, torna in campo Pires per Grandinetti. Rinvio di Micoli, troppo profondo, rimessa laterale ancora per il Mantova. Ceccatto. Caiche. Avanza lentamente, Pedrino dalle sue parti. Palla scaricata verso Moabs, ci prova dalla distanza, stavolta non inquadra la porta. Micoli in avanti per Dammacco, prova a ricevere il pallone, serie di rimpalli, pallone per Moabs. Tondi rinvia verso Cabeza che non può arrivarci. Rimessa laterale. Pires. Pedrinho alza il pallone, Pires voleva un tracciante centrale. Pedrinho ha scelto invece la corsia di destra, palla irraggiungibile. Ancora Mantova in possesso, quasi 36 minuti trascorsi. Moabs chiuso da Perri, credo solo rimessa Mantova. Moabs verso Ceccatto, Caiche. Moabs. Ancora Ceccatto. Cabeza. Cerca spazio sulla sinistra. Indietro a cercare Caiche a contatto con Pedrinho, sì, senza però conseguenze. Allora ancora Perri. In avanti a cercare Dammacco che non riesce ad agganciare il pallone. Poi Tondi prende un colpo, non so se dal compagno o da Dammacco. Si tocca il ginocchio però Fabio Tondi. Vediamo se viene chiamato nuovamente lo staff sanitario. Tre minuti e 34 a giocare, adesso alla fine sì, viene autorizzato l'entrata. Intanto anche in ottica primo posto c'è il Sala Consilina avanti 3-1 sulla Meta Catania. L'84 però sta pareggiando 2-2 con il Pomezia in questo momento. Quindi la meta sarebbe prima anche perdendo con questo parziale all'Eni, ma ripeto siamo nemmeno alla fine dei primi tempi. Situazione lotta salvezza. Napoli sul 4-1 contro l'Active, 2-2 tra CDM e Pirossigeno Cosenza. Mentre sugli altri campi poi c'è il 2-1 della Roma sulla Sandro Abate e Genzano avanti 2-0 sulla Feldi. Questo il recap, diciamo a tre quarti di primi tempi su tutti i campi. Si è cominciato alle ore 18 mentre Tondi viene portato a spalla fuori dal campo e quindi la botta l'ha presa dentro Deidda per riprendere il gioco. A due passi da noi Fabio Tondi, vedremo quali saranno le sue condizioni nel corso dei prossimi minuti. Intanto Cabeza sulla sinistra, può sfidare Perri 1 contro 1, cerca il secondo palo dove c'è Caiche che non riesce a calciare forte. Poi Dammacco anticipato da Ceccatto, rimessa laterale per il Capurso, ma il Mantova ha avuto una grandissima chance con Caiche. Perri in avanti verso Dammacco, controllo complicato, non riesce a tenerla
sul rettangolo di gioco, mentre Tondi, l'avete per un attimo intravisto nell'inquadratura, eccolo nuovamente, si è rimesso in piedi, sta testando prima di poter dare l'occhio a Minella per il rientro in campo. Nel frattempo resta Deida tra i pali, che è entrato senza riscaldamento. Moabz commette fallo Perry. Ed è quinto fallo per il Capurso. Ceccatto per Moabz. Ancora Ceccatto per Cabeza. Prova a scaricare il pallone per vie centrali. Ceccatto, tornato Tondi tra i pali nel frattempo. E la palla invece per Micoli. Pires cerca lungolina da Macco. Scarico all'indietro verso Lamas. Dammacco, ancora Lamas. Pires, contatto con Donadoni. Secondo me l'ultimo tocco è stato di Pires, non secondo Perona, che era sicuramente meglio piazzata. Perry in avanti ancora a cercare Dammacco, che cerca di difendere il pallone. Scarica all'indietro nuovamente verso Perry, poi Lamas taglia Pires. Donadoni segue bene, allontana la sfera. Abbiamo anche il primo parziale a fine primo tempo. 2-2 tra CDM e Cosenza. Intanto il tiro di Pires, Tondi se la ritrova sotto di sé, riesce a bloccarla. Moabz porta il pallone. Donadoni. Buona palla per Moabz, potenziare 1 contro 1 con Lamas. Ancora Moabz, appoggia per Cabeza. Tiro fuori. Rinvio per Micoli. Cabeza voleva il corner, non è stato accontentato. Lamas. Bene da Grandinetti. Perry centralmente per Lamas, che non riesce ad agganciare Moabz. Sfida 1 contro 1. Lamas se la allunga un po' troppo. Arriva poi Pires a spazzare via. Dentro Misael, fuori Cabeza. Minella cerca di calmare il suo giocatore, non soddisfatto probabilmente delle ultime giocate. 1 minuto e mezzo alla fine del primo tempo. Nel frattempo Misael, Ceccatto. Donadoni fa sfilare, Moabz cerca all'interno dell'area di rigore, palla che diventa nuovamente giocabile per Ceccatto, che va da Fabio Tondi. Misael, Ceccatto, Donadoni, Grandinetti, contatto, chiede il fallo ovviamente la panchina del Mantova, con il Capurso che ha già commesso il quinto. Misael si rialza adesso, si riparte con una semplice rimessa laterale. Lamas in avanti a cercare Grandinetti. Il tocco è del numero 88 del Capurso. Moabz cerca spazio ancora. Pires cerca di contenerlo. Ancora Moabz, sterzata. Ceccatto vuole il pallone. La palla invece per Donadoni, che calcia. La mette fuori di poco. Capurso tutto schiacciato a protezione dall'area di rigore. Lamas e Pires. Ancora Lamas sulla sinistra. Insegue il pallone. Guadagna una rimessa laterale. Non poteva fare molto di più in quella situazione. Intanto arriva il time out che il Capurso non aveva ancora chiamato. 41 secondi alla fine del primo tempo. Avete visto proprio dove si batterà il fallo laterale, lo spicchio riservato ai tifosi del Mantova, che si sono messi in viaggio anche per qualche chilometro in più rispetto a quelli previsti per Mola di Bari, perché Fasano si trova più a sud. Davvero encomiabile il loro attaccamento alla maglia. Tra l'altro una sfida
che per Milella da vicino è molto sentita. Lui di origini pugliesi, originario di Giovinazzo, ormai da 35 anni fuori per motivi professionali, però ovviamente ha ancora tanti amici, tanti appassionati che se lo ricordano. Nel prepartita anche una chiacchierata piacevole con Chiaffarato, ricordando davvero partite agli albori di questo sport. Per quanto riguarda la Puglia c'era clima di concentrazione, ma abbastanza cordiale da una parte e dall'altra prima dell'inizio della partita, con grande rispetto tra tutti gli addetti ai lavori, per noi che eravamo qui dal pre-partita. Intanto Pires, murato, palla arriva verso Perry che non può aspettare l'uscita di Micoli, riesce ad evitare l'intervento di Moabz. Ancora Perry, vuole calciare in porta, sempre Perry verso Pires che fa doppietta e fa 3-1. Che giocata di Perry che percorre tutto il campo e poi offre a Pires il pallone per il gol numero 27 della sua stagione. Questa è la parte finale, davvero incontenibile. Juan Cruz Perry pronto sul secondo palo, Gonza Pires per firmare il gol che porta sul 3-1 il Capurso. Moabz prova a saltare Pires, Perry gliela calcia addosso, la palla rimane buona, poi finiscono per terra Donadoni e Micoli. Alla fine Bottini non fischia nulla, si chiariscono Donadoni e Micoli, è stata assegnata e rimessa dal fondo. Micoli in avanti verso Grandinetti, protegge il pallone, c'è Lamas tutto solo alle spalle della difesa, finisce per terra Grandinetti, ha subito fallo, calcio di punizione, 11 secondi da giocare. Punizione da circa 19 metri, considerando che siamo praticamente sul tiro libero. Primo piano per Perry, che potrebbe però pensare anche di calciare in porta. Va Perry, botta fortissima, respinge Tondi, Moabz la mette in fallo laterale. Rimessa laterale ancora per il Capurso, 8 secondi rimasti sul cronometro del primo tempo. Palla verso Perry, prova ancora, rischia però Donadoni, va a calciare. Rimessa dal fondo per Micoli, c'è solo il tempo però per far suonare la sirena. 3-1 a Fasano tra Capurso e Mantova. Lamas, doppietta di Pires per i padroni di casa, Moabz invece è segno per gli ospiti. Squadre che tornano negli spogliatoi. Noi ci prendiamo una pausa, ci risentiamo tra poco.
Nuovamente in diretta da Fasano per il secondo tempo di Global Work Capurso Savia Testa Mantova, ultima giornata di regular season della Serie A, quinto. Andiamo a dare un'occhiata alla classifica. Alla fine di tutti i primi tempi, Active Napoli 1-4, CDM Cosenza 2-2, Genzano Feldi 3-0, Capurso Mantova 3-1 ovviamente, l'84 Pomezia 2-2, Roma San Darbate 5-2, Sala Consilina Meta Catania 4-1, con classifica. Intanto è stato chiuso Pires nello spogliatoio erroneamente, ce l'ha segnalato adesso la panchina del Capurso, arriva Pires infatti, e quindi si può andare. Effettivamente mancava un giocatore nel quintetto del Capurso. Classifica in questo momento vede la meta prima a quota 61, nonostante il KO che sta maturando a San Rufo. Capurso in questo momento salvo a quota 33 punti al 10° posto, Active e Pomezia play out con 31 e 30 punti, e in questo momento sempre sarebbero retrocesse Cosenza, Mantova e CDM. Achille intanto da destra prova a passare, non trova però la porta. Micoli verso Pires, Lamas, Lamas verso Micoli, lancia a cercare proprio Pires che non aggancia, rimessa dal fondo. Mantova che deve provare a rimettersi in partita, subito un lancio di Leleco, palla in rimessa dal fondo, Micoli al rinvio, Pires, Perry alle spalle della difesa dove c'è Lamas, aggancia il pallone, Leleco dalle sue parti, suolata per il destro da parte di Grandinetti che scheggia la traversa. Leleco, Taurisano murato al momento del tiro, poi Achilli, Mascherona per Leleco sulla corsia di destra, cerca lo scarico, palla respinta da Grandinetti, rimessa laterale per il Mantova. Contatto falloso stavolta di Perry con Taurisano. Perry dice all'arbitro si è buttato, da qui sembrava esserci stato l'impatto. Abbiamo anche il replay che ci aiuta. Taurisano sposta la palla, Perry lo tocca. Punizione una zona molto interessante per il Mantova. Attenzione a Cabeza. Lunga rincorsa di Cabeza. Va in porta, Micoli para, Grandinetti allontana sul piede di Misael che però non riesce a inquadrare la porta. Entrati Misael e Cabeza per sfruttare questa situazione da palla inattiva. Micoli al rinvio. Lamas riceve sulla tre quarti offensiva. Pires. Dentro da Lamas. Ancora Pires, destro verso la porta. Poi Pires ancora. Trattenuto da Leleco, che è l'unico ammonito tra l'altro fin qui. Si prosegue. Ancora Pires, deviazione, Tondi due tempi. Schizzata in piedi dalla panchina del Capurso sul contatto Leleco Perry. Leleco scarica. Achilli. Leleco. Alza il pallone. Cabeza fa la sponda di testa. Non ci sono compagni da quella parte. Grandinetti è in vantaggio
e protegge il fallo laterale dall'arrivo di Achilli. Quadratura per un tesissimo Francesco Chiaffarato in panchina. In questo momento il Capurso sarebbe salvo, ma ci sono ancora da giocare 17 minuti e da attendere il verdetto poi del match tra Active e Napoli. Pires protegge benissimo, il pallone viene trattenuto, arriva il fallo di Mascherona. Pires che si avvicina anche alla vittoria della classifica marcatori, una stagione incredibile la sua, 27 gol, il secondo è Lamas con 24, terzo posto per Luis Turmena a quota 22. Caiche, Cabeza, col tacco per Caiche, sinistro in porta, esterno della rete. Grandinetti riceve, poi Lamas cerca il pallone lungo linea, sbaglia però la misura del passaggio. Rimessa battuta dal Mantova. Cabeza fronte alla porta, cerca il tiro, murato da Perry, poi Micoli può intervenire. Grandinetti cerca di dare profondità. Perry, lancio, Donadoni non rinvia perfettamente, Grandinetti però non riesce a passarla a Lamas. Allora Caiche, Cabeza sulla sinistra, salta netto Perry, ancora Cabeza, Cabeza toccato alle spalle, la palla rimane buona, Donadoni e Lamas incredibilmente salva sulla linea. Manca secondo me un fallo cumulativo contro il Capurso, giusto far proseguire perché poi è arrivato il tiro. Caiche dalla distanza sul petto di Perry, ancora Caiche, Mascherona in porta, corsa alle distanze il Mantova che vuole restare attaccato alla partita. 3-2 a inizio ripresa. Attenzione ancora al tiro di Cabeza, il super intervento di Micoli. Palla fuori per il destro ancora di Mascherona che calcia però con il corpo all'indietro. Micoli rinvia profondo direttamente verso la porta. Rimessa per Tondi. Caiche. Meno di 4 minuti trascorsi, il Mantova si è rimesso in carreggiata. Cabeza. Sfida Grandinetti. Recupera il pallone a Guido Grandinetti. C'è Pires, si accompagna. Ancora Grandinetti. Salta l'avversario. Grandinetti fuori per Leggero che non può calciarla. Poi va da Pires. Numero Pires. Tondi risponde presente. Pedrinho mette giù la palla. Grandinetti. Cabeza. Duro. Muso a muso con Grandinetti, poi scintille anche tra le panchine. Vediamo se arrivano dei provvedimenti disciplinari. Giallo per Milella, credo in rappresentanza della panchina perché è stato l'unico che non ha protestato. Si riparte con il fallo laterale per Pedrinho. Leggero. Bella palla sulla corsa di Pires che perde poi a beneficio di Mascherona. Prova a riprendersela. Rimessa dal fondo per il Mantova. Tondi inciampa un attimo nella rete di protezione al momento di rimettere il pallone in gioco. Caiche in possesso. Donadoni per Mascherona. Va da Cabeza. Leggero prova a disturbarlo. Cabeza lo evita.
Ancora Cabeza, ce l'ha sul mancino, Cabeza si allarga, calcia fuori. Micoli sulla corsa di Pires che rischia di perderla, riesce a pizzicarla in avanti, se la ritrova a disposizione, va poi da Leggero. Grandinetti. Palla recuperata da Mascherona, scarico sulla corsia di sinistra, respinge Leggero, momento sicuramente favorevole al Mantova questo. Ancora Donadoni per Caiche. Dietro Donadoni. Mascherona. Caiche ha spazio, cerca il tiro murato da Leggero, calcio d'angolo Mantova. Tanto è l'84 che passa in vantaggio sul Pomezia. Palla per Cabeza, destro schiacciato tra le mani di Micoli. Lancio in profondità verso Pedrini, ancora Cabeza che interviene, chiedono il tocco di mano dalla panchina del Capurso. Leggero recupera il possesso, Grandinetti prova a sfondare a sinistra, Caiche la tiene anche in campo, attacca ancora Caiche con un po' di spazio davanti, vorrebbe Mascherona a rimorchio. Pires interviene benissimo sul pallone e parte solo verso l'area di rigore. Pires sterzata, perde il rimpallo, rimane per terra ma riesce a toccarla. Ultimo tocco di Tondi. Agonisticamente una partita stupenda. C'è bisogno anche un po' di rifiatare per tutti i giocatori in campo. Si ripartirà da fallo laterale. Detto del vantaggio dell'L84 sul Pomezia. Un risultato utile per il Mantova che in caso di successo scavalcherebbe proprio il Pomezia e andrebbe a giocare i play-out. Mentre ancora tutto da decidere per il primato, considerando che la meta è sotto 4-1 con il Sala Consilina. Cosenza sotto invece 4-2 a Campoligure contro una CDM già retrocessa ma che sta onorando alla grande il campionato con delle ultime prestazioni davvero di altissimo livello. Ripartito intanto il match qui a Fasano con Perri che sbaglia il passaggio, Lamas ci arriva, deve appoggiarsi a Micoli, pressato da Ceccatto, lancio in profondità, diventa un assist per Giannattasio che la fa scorrere troppo, viene portato verso l'esterno da Moabs. Rimessa dal fondo, trascorsi appena 6 minuti nel corso della seconda frazione. Misael sbaglia il controllo, poi Moabs. Perri recupera il possesso con l'esterno per Lamas. Ancora Lamas, 3 contro 3. Pedrigno, non ci sono sbocchi. Riparte da Perri che può anche pensare al tiro, ci prova, viene murato. Poi Achilli evita l'intervento di Pedrigno, la tiene in campo. Ancora Achilli. Rimessa laterale per il Capurso. Lamas la vuole battere subito. Va da Perri. Lamas cerca di spostare il pallone. Prova il tunnel, viene chiuso. Rimane però in possesso. Pedrigno sulla tre quarti. Va indietro da Perri col mancino per Lamas. Prova a spostarla ancora una volta Misael, bravo a non farsi saltare. Ancora Lamas la battuta dentro a cercare Giannattasio che ci arriva ma non riesce a tenere bassa la traiettoria. Tondi in avanti, Perri in vantaggio, anticipa Misael con il petto, ancora Perri, attacca centralmente, Perri vuole calciare, poi appoggia per Lamas, Lamas cerca un varco, Tondi bravissimo, la palla si impena, Giannattasio di testa sul fondo. Ceccatto per Misael che ha tagliato bene alle spalle dalla prima linea di pressione. Ancora il Mantova dall'altra parte, Misael finisce per terra.
Non c'è nulla di irregolare sui danni. Si riparte dunque con la rimessa già battuta. Perry appoggia verso Lamas. Palla che arriva a Giannattasio. Pedrigno. Giannattasio, bella giocata sulla destra, si allunga però la palla. Allora c'è Catto per Moabz che può andare 1-1 con Perry. Moabz lo salta, sbilanciato da Pedrigno. Si prosegue e poi guadagna, rimessa laterale il Capurso. (12 minuti e mezzo alla fine). Pedrigno verso Micoli. Rinvio del portiere del Capurso a cercare ancora il colpo di testa di Giannattasio, che però non riesce a impensierire Tondi. Già battuta la rimessa dove c'è Moabz. 1 contro 1, salta ancora Perry. Moabz rimane in possesso. Nemmeno in questo caso arriva il fischio. Allora Lamas per vie centrali. Appoggia Giannattasio che cerca di tornare da Lamas. Spazza Misael. Tutta la panchina del Mantova ancora in piedi per protestare per la mancata concessione del calcio di punizione precedente. Bisogna aspettare però che Perona dia l'ok dalla sua postazione per far riprendere il gioco. Giannattasio sul punto di battuta. Pedrigno cerca Lamas, la palla diventa nuovamente giocabile per l'Eleco. Palla in avanti, Perry a duellare con Taurisano, che è stato l'ultimo a toccare, credo. Infatti Chiara Perona conferma. Giannattasio. Grandinetti. Lamas sulla corsa di Giannattasio. Taurisano in pressione su di lui. Giannattasio riesce anche a metterla a rimorchio. Giocata di grande generosità da parte del giocatore di origini campane. Fallo laterale per il Capurso. Si sono leggermente abbassati i ritmi, ma non si poteva andare avanti così per tutto il secondo tempo. Ci sono ancora 11:43 da giocare. Lamas verso il secondo palo, allontana l'Eleco. Rimessa laterale ancora per il Capurso, qualche metro più indietro rispetto a prima. Grandinetti. Pedrigno. Scarica per Giannattasio. Serie di rimpalli. Pedrigno cerca nuovamente Giannattasio, poi Moabz può ripartire. Tallonato da Giannattasio, ancora Moabz. Lo sfida Giannattasio, in qualche modo riesce a rallentarlo. L'Eleco. Suolata per Ceccatto. Ancora l'Eleco. Buono scarico di Taurisano verso Ceccatto. Poi l'Eleco. Avanza il capitano del Mantova alla ricerca di un varco. Se lo prende con il destro. Non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Napoli che allunga ancora nel frattempo. 5-1 a Fiano Romano contro l'Active. Leggero in avanti. Sulla corsa di Lamas arriva prima Tondi, che allontana il pallone. Ci sarà il rinvio per Micoli. CDM Cosenza 5-3 nel frattempo. Possesso nuovamente a disposizione del Mantova. C'è bisogno di un altro pallone perché quello che si stava utilizzando è finito sotto le tribune. L'Eleco. Moabz. Prova a passare in mezzo a due, mette un piede Grandinetti per chiudergli la strada. Moabz carica il destro, Micoli. Poi Lamas in avanti bene da Leggero, che però è di spalle. Cerca nuovamente di tornare da Lamas. La ritocca dopo il rimpallo con Moabz dopo essere uscita dal campo, però. Palla in avanti, l'Eleco anticipa Pires, che poi
riesce a rubare il pallone, poi Grandinetti sfonda a destra, l'ultimo tocco è il suo nel contrasto con Mascherona. Torna in campo Cabeza nel frattempo e credo tra un po' tornerà in campo anche Perry. Moabz scappa via, si allunga poi la palla, colpisce Micoli e si prende il cartellino giallo. Fallo numero 2 del Mantova. Siamo esattamente a metà secondo tempo, punizione per Luca Leggero che vedete inquadrato. Colpisce Cabeza, rimessa laterale. Ancora Capurso. Micoli. Lancia verso Lamas, allontana il pallone Mascherona, poi se lo va a riprendere Moabz. Cabeza. Moabz. Prova a saltare Leggero, calcia verso la porta, tiro alto. Napoli che allunga anche sull'1-6 intanto. Pires a contrasto ancora con Moabz, poi di testa sia Gianattasio che Tondi. Rimessa per il Capurso. E dunque il vantaggio del Napoli aumenta ancora. Così come quello dell'L84 sul Pomezia. Rimessa laterale che sarà battuta tra poco. Pires ha preso un altro colpo alla spalla, anzi al collo. Torna verso la panchina, assistenza medica per lui per verificare che sia tutto ok. Si ricomincia con questa rimessa laterale per Pedrigno. Lamas fermato, ancora rimessa Capurso. Tanto Active che accorcia sul 2-6. A meno di 10 minuti dal termine, Fiano Romano. Stesso andamento più o meno rispetto qui a Fasano. Lamas prova a metterla dentro, trova la deviazione da parte di Mascherona. Lamas dentro, palla allontanata di testa, poi Grandinetti. C'è stato il tocco di Cabeza che viene subito cercato alle spalle della difesa, ancora Cabeza. Grandinetti in pressione su di lui, vince il rimpallo, gran giocata difensiva accompagnata dagli applausi della panchina, quella di Guido Grandinetti. Micoli lancia in avanti a cercare la corsa di Gianattasio, poi Cabeza. Mascherona verso Tondi, lancio in profondità, testa di Pedrigno, petto di Grandinetti che trova Lamas sulla sinistra che ha un po' di campo, 1 contro 1 con Moabz che è bravo a prendere il pallone, vince il rimpallo però Lamas che serve poi Pedrigno che torna verso l'area di rigore. Lamas cerca un varco per calciare, Tondi gli sbarra la strada, ancora Lamas dentro per Gianattasio murato e poi Tondi la blocca. Chance incredibile per il Capurso di fare +2. Dall'altra parte Cabeza, ancora Cabeza, scarico per Mascherona. Micoli non si fa saltare e poi se la riprende Lamas dall'altra parte sulla corsa di Pedrigno che ha un po' di campo. Pedrigno fermato da un ottimo Mascherona. Pedrigno prova a rientrare in possesso, ancora Mascherona lancia in avanti un po' la cieca. Micoli però va da Pedrigno, Tondi con la testa in fallo laterale. C'è bisogno anche in questo caso dell'intervento
dei medici, credo, su Lamas stavolta, sì, chiamato nel frattempo anche lo spazzolone. Non è cambiato nulla rispetto all'aggiornamento precedente, quindi 2-6 Active Napoli e l'84 4-2 avanti sul Pomezia e Sala Consilina avanti 4-2 sempre sulla meta. Questi gli ultimi punteggi cambiati. Cosenza invece che perde 5-3 con la CDM. In questo momento Capurso salvo e l'84 vincitrice della regular season e play out tra Pomezia e Active, ma mancano ancora 8:27 qui a Fasano e più o meno lo stesso minutaggio anche sugli altri campi. Seconda parte del secondo tempo. Pedrigno per via centrali cerca il tiro, la manda fuori. Caiche riceve da Mascherona, poi va da Donadoni. Caiche, Donadoni, Grandinetti anticipa Cabeza, testa di Pires che rimanda la palla nella direzione opposta, poi rimedia in qualche modo l'argentino, concedendo però la rimessa laterale in zona offensiva al Mantova. Conclusione di Mascherona, vorrebbe un'altra deviazione. Giannattasio nel frattempo già dall'altra parte con Mantova che chiedeva il corner, Pires che non riesce a intervenire. Tondi riprende il possesso, Caiche. Ancora Caiche. Donadoni. Contatto falloso, giallo per Pedrigno. Prima ammonizione in casa Capurso. Sette minuti e 35 al termine della sfida. Caiche indietro da Misael. Mascherona. Ancora Misael. Mascherona. Misael prova l'aggancio, tocco involontario con la mano da parte da Macco. Misael calcia in porta, Micoli la blocca, prova poi a ripartire, sbaglia il passaggio, c'è Grandinetti alle sue spalle e palla poi spazzata. Ha già rimesso in gioco il pallone in Mantova che adesso ha fretta, troppa in questo caso Cabeza che sbaglia il passaggio. Il Mantova ha bisogno di vincere la partita per andare ai play out. Micoli, 7 minuti al termine, lancio a cercare Dammacco, palla direttamente però tra le mani di Fabio Tondi, poi Mascherona. Misael, si allacciano Mascherona e Pires, il gioco prosegue, la palla arriva tra le mani di Micoli, partito Pedrigno sulla destra, servito ma la palla è troppo lunga, non ci può arrivare. Fallo laterale, dentro c'è Catto e Taurisano nel Mantova. Vediamo anche se Milella inizierà a pensare anche al portiere di movimento tra un po'. Si è rialzato anche l'Elego dalla panchina per Caiche che si avvicina adesso alla zona cambio. L'Elego. Misael. Ancora Misael murato, momento del tiro da Perri e Dammacco, palla tra le mani di Micoli, un po' incerto su chi servire, poi Lamas in avanti verso Dammacco, pressione da parte di Leleco, Dammacco scarica per Lamas, Perri, Pires, pressione di Taurisano, Pires ancora in controllo, alla fine è costretto a metterla fuori per non rischiare di perderla sul rettangolo di gioco.
6:05 da giocare, arriva il quinto di movimento del Mantova con Caike che è andato in panchina per prendersi la maglia azzurra da portiere di movimento. Dammacco per terra. Intanto abbiamo il primo verdetto di questa giornata con la vittoria del CDM che batte il Cosenza e quindi il Cosenza è la seconda retrocessa in Serie A2 Elite. Finale anche a Rieti con la Roma che batte 7-3 la Sandro Abate. Pareggio intanto della Meta 4-4 con il Sala Consilina. Quinto di movimento del Mantova però da seguire qui. Misael. Fischi del pubblico di casa. Leleco. Allarga per Caike. Si torna da Leleco. Misael. Leleco. Caike tra le mani di Micoli che guarda già la porta, non sa però da chi andare, cerca Lamas, la palla filtra in qualche modo, Lamas non riesce ad agganciarla. 5:35 da giocare. Leleco porta il pallone dall'altra parte. Caike. Donadoni e poi Caike. Caike ancora, scarica Misael, rimpallo che lo sfavorisce, palla per il Capurso. 5 minuti e 13 da giocare. Peri vuole calciare profondo, ancora verso Lamas, palla conquistata da Grandinetti che vince il rimpallo con Donadoni, ancora Grandinetti forte a contrasto, l'ultimo tocco per il suo possesso, torna al Mantova, 5 minuti da giocare. Leleco. Misael. Leleco per Cabeza. Caike. Leleco. Cabeza per Donadoni. Leleco. Caike. Intercetta Lamas, la palla si impenna, Caike riesce a sporcarla un attimo, poi Perri rischia di perdere il pallone, Misael non ha spazio per calciare, torna indietro da Cabeza. 4,5 al termine, allunga ancora il Napoli, 7-3 contro l'Active nel frattempo. Leleco. Caike. Leleco. Nuovamente Leleco, cerca spazio per il tiro, Lamas ruba la palla, Leleco lo tocca, Lamas ancora con l'esterno per Pires che firma il 4-2 del Capurso che può valere una stagione. 4:06 da giocare, avanti nuovamente di 2 reti i padroni di casa nel boato del Palasport di Fasano. Provate in tutti i modi a fermarlo Leleco. (4:06 da giocare). Ancora ovviamente portiere di movimento per il Mantova. Leleco. Donadoni. Ancora Donadoni. Cabeza. Sposta bene il pallone. Ancora Cabeza. Calcia sul secondo palo. Peri allontana. Testa di Grandinetti. Lamas si avventa sulla palla.
non riesce però a indirizzarla verso lo specchio, e allora il Mantova dall'altra parte con Misael. Leleko, 3-8 del Napoli. Intanto Kayike per Cabeza, cerca il tiro, fuori con tocco però da parte di Micoli. Angolo Mantova, 3:20 da giocare. Leleko, attenzione a Misael, ancora Micoli fa una stupenda parata. Sempre Mantova in possesso, viene chiesto alla panchina del Capurso di sedersi. Kayike per Leleko, Cabeza, Kayike, Cabeza, cerca la porta, respinge Micoli, Misael murato da Perry. Torna in campo Moabz per il Mantova, Cabeza, Moabz vuole andare col mancino, Pires lo ferma, la palla ancora in campo, Donadoni murato da Grandinetti. Ormai pochi secondi al termine, nel frattempo a Fiano Romano tra Active e Napoli, con azzurri avanti 8-3. Cabeza, Kayike, Moabz, Kayike chiama palla, viene accontentato, Moabz, Pires gliela ruba, Lamas può puntare alla porta, Lamas salta Cabeza, Lamas si allunga per il 5-2 che porta su +3 il Capurso a 2:32 dalla fine della partita. È finita tra Active e Napoli. Finita tra Active e Napoli, con la vittoria del Napoli, che dunque garantirebbe la salvezza al Capurso in caso di successo. 3-8 il finale, 5-3 CDM Cosenza, 7-3 tra Roma e Sandro Abate. Leleko per Kayike, di testa a testa anche di Grandinetti, palla in fallo laterale. Kayike alla battuta, 2:24 al termine. Leleko, Cabeza, dentro per Donadoni, murato da Grandinetti, palla ancora poi per Perry, Lamas ancora, sempre con la porta vuota, prova a girarla, stavolta non riesce a dare potenza. Porta il pallone dall'altra parte, Leleko sta per cambiare il quinto di movimento, Milella con Misael pronto. Intanto Cabeza verso Moabz, finta il tiro, Moabz ancora, Moabz rallenta troppo poi e perde il pallone, allora Grandinetti lo protegge, poi va da Lamas che prova ad autolanciarsi, la palla è fuori, ha preso un colpo al ginocchio Lamas, forse proprio nell'impatto con il parquet, sembra abbastanza dolorante il giocatore del Capurso, che adesso si rialza un po' zoppicante. Non vuole uscire e quindi si prosegue. 1:54 da giocare. Cabeza per Leleko. C'è stato il cambio, Misael Kayike come portiere di movimento. Lamas intercetta il pallone per un attimo, poi Leleko lo protegge. Scarica nuovamente verso Cabeza. Cronometro che ovviamente adesso è un alleato del Capurso. Leleko, Cabeza,
cerca un varco, ancora Cabeza per Leleco, cerca spazio per il tiro, bene da Misael, a rimorchio arriva prima Perry che concede calcio d'angolo ma ferma Donadoni il momento del tiro, il pallone poi verso Leleco, Cabeza, botta forte, serie di deviazioni, Micoli ancora da terra, dice di no a Donadoni e si batte i pugni sul petto. Pires calcia ancora verso la porta, la centra ancora il capocannoniere del campionato, Gonza Pires mette la firma definitiva sulla salvezza del Capurso. Tornato Tondi tra i pali. Leleco batte il calcio d'inizio, manca ancora 1 minuto e 20. Perdono, 1 minuto e 2 secondi. Il Capurso è avanti di 4 e l'Active ha perso. Quindi il Capurso intravede, anzi è vicinissimo alla salvezza diretta. Panchina è già tutta in piedi, vedete adesso Lamas che chiama il pubblico. Viene mandato in campo anche Capitan Garofalo. Moabs cerca spazio per il tiro, deviazione, palla in fallo laterale, 48 secondi. Ancora Donadoni, Moabs se ne va sulla sinistra, Moabs ancora, Pires lo chiude, 39 secondi da giocare. Ancora un po' di tensione tra le panchine e quindi il gioco viene fermato. (38 secondi da giocare) e c'è da calmare un po' gli animi prima di far riprendere il gioco. Arriva anche Tondi a pochi passi anche dalla nostra postazione. Devo dire Tondi davvero bravissimo in situazione di svantaggio, con la lucidità giusta per calmare tutti, è arrivato dalla porta ed è stato decisivo nel riportare la calma, e quindi adesso stiamo per andare verso gli ultimi 38 secondi. Donadoni per Moabs, e quindi sarà play out tra Active e Pomezia. Intanto Moabs fa un altro gran gol, palla sotto la traversa, 26 secondi dal termine. Applausi anche da parte del pubblico di casa. Andiamo a rivedere questa grande giocata. 1-2 con Cabeza e destro al volo, bel gol. Pedrigno rimette il pallone in gioco, dicevo play out Active Pomezia, retrocessioni in Serie 2 Elite di Mantova, Cosenza e CDM. Micoli rinvia profondo verso Pires che vuole ancora attaccare verso la porta, finisce per terra e Tondi allontana. Rimessa laterale in zona offensiva per il Capurso, 6 secondi e poi potrà partire la festa della squadra di Francesco Chiaffarato. Garofalo rimette il pallone in gioco e si attende soltanto il suono della sirena. Finisce a Fasano, Capurso batte 6-3 il Mantova e ottiene la salvezza diretta. Sarà in Serie A anche nella stagione 2026-2027.
parte la festa ovviamente sul campo da parte dei biancorossi. Che dunque si assicurano la massima serie anche per il prossimo anno. Saluto tra le due squadre e il saluto al pubblico di Fasano. Ricapitoliamo rapidamente quello che è successo. 6-3 il risultato finale. 4 gol di Gonza Pires che vince la classifica marcatori. Doppietta di Nicolas Lamas. 2 gol anche per Moabs e uno di Mascherona per il 6-3 finale. E dunque sulle immagini del Palasport di Fasano da parte di Davide Menolascina è tutto. Grazie per essere stati in tanti con noi in questa ultima giornata davvero piena di emozioni, non solo su questo campo. È stato un bel lavoro da parte di tutto il team della divisione calcio a 5 per raccontarvi questa 30ª di Serie A Quinto. Da parte mia, grazie, le emozioni del futsal non sono finite, ci sono i playoff, ci sono i playout, c'è ancora tanto da vivere, è finita solo la regular season. Da parte mia, grazie e buona serata.